Dopo la scossa del plebiscito si mette in moto un vasto fronte indipendentista che comprende la Lega ma anche altri movimenti politici e identitari. Mercoledì a Venezia sarà presentato il Comitato Veneto Indipendente che unisce diverse sigle, tenuto a battesimo però da un gruppo di leghisti capitanato dall'europarlamentare Lorenzo Fontana. Obiettivo primario del Comitato la preparazione di un referendum che a differenza di quello organizzato da plebiscito.eu abbia un valore istituzionale, un progetto su cui galoppa l'accordo tra Stefano Valdegamberi, consigliere di Futuro Popolare, e Costantino Toniolo del Nuovo Centrodestra. È di oggi l'annuncio che la proposta di legge 342 per l'indizione del referendum sull'autodeterminazione del Veneto, approntata da Valdegamberi, sarà posta all'ordine del giorno della prima commissione consiliare martedì 1 aprile. Nelle prossime ore intanto la prima riunione ufficiale di insediamento dell'organo di governo della nuova Repubblica Veneta con i 10 delegati eletti. La prima magistratura politica darà subito vita formale alla Repubblica con la sfida del trattenimento delle risorse fiscali del Veneto. Uscirà questa sera un decreto di esenzione fiscale totale per i cittadini e le imprese del Veneto. Noi ci muoviamo ovviamente nell'ambito della legittimità internazionale e quindi della sovranità veneta che è scaturita dal risultato delle urne. Ma alla domanda se l'organizzazione che ha incassato i 2 milioni di voti per il sì diventerà oppure no un partito politico capace di presentarsi alle europee, Busato temporeggia. Quello no, però c'è un però. Plebiscito.eu non si trasforma in partito né ora né mai, però è chiaro che uno strumento politico ci sarà necessario. Un'apertura politica viene intanto dal Nuovo Centrodestra, anche se rimodula l'istanza in quella di un'Italia a geometria variabile. Ci sono terre che possono avere più autonomia, come la nostra, che se la sono meritata, che hanno degli indicatori di bilancio che la consentono, e delle terre che devono avere meno autonomia fino al commissariamento.